E stiamo ancora a parlare di disagi e trasporti. 8 multe nell'ultima settimana e un'obliteratrice che la stazione ferroviaria di Cassola non ne vuole proprio sapere di funzionare. Nel prossimo servizio ecco l'ennesima storia di malfunzionamenti e disagi. Lo sanno anche i bambini, il biglietto si paga. Questo è il messaggio all'interno della sala d'attesa della stazione di Cassola. Noi l'abbiamo pagato e ci avviciniamo all'obliteratrice per convalidarlo ed essere così tranquilli durante il viaggio. Invece no, l'obliteratrice non funziona e il nostro biglietto rimane bianco. Una scena ormai frequente qui a Cassola, tanto che, come riferisce oggi l'Unione dei Consumatori, le obliteratrici, anzi l'unica obliteratrice della stazione cassolese, non funziona da oltre un anno. E proprio in questi giorni, dopo che nell'ultima settimana ben 8 passeggeri sono stati multati, è l'Unione Consumatori a scendere in campo al fianco degli utenti di Trenitalia. Disagi e disservizi in stazione sono oramai all'ordine del giorno, anche se un modo per evitare la multa c'è, come conferma un ex dipendente del servizio ferroviario italiano. Quando il viaggiatore arriva in stazione e trova l'obliteratrice guasta, in questo caso si deve presentare al capotreno, in servizio al treno, che normalmente si trova sulla prima vettura, e fargli presente che l'obliteratrice è guasta. Poi lui è a posto, il capotreno regolarizza il biglietto e tutto è a posto. Tutto legittimo fin qui, ma se a Cassola l'obliteratrice non funziona da più di un anno, qualche colpa anche Trenitalia ce l'ha. Non è possibile, insomma, che da oltre un anno i cassolesi siano costretti a cercare ed inseguire i controllori sui treni, magari strapieni di passeggeri. E non è possibile, soprattutto, che l'unica obliteratrice esistente sia guasta da oltre un anno. L'utente paga il biglietto, Trenitalia gli dia però il modo di convalidarlo. E sul tema è intervenuto anche l'assessore regionale alle politiche della mobilità Renato Chisso. La manutenzione delle obliteratrici è un obbligo di Trenitalia, afferma Chisso. Le multe sono sacrosante per chi vuole fare il portoghese, prosegue l'assessore. Non è così però per chi invece si procura e paga il biglietto ma non è nelle condizioni di obliterarlo per colpe non sue e deve seguire regole mai abbastanza pubblicizzate. Formalizzerò a Trenitalia la richiesta di ripristinare la possibilità di scrivere da sé la data d'uso del titolo di viaggio, conclude Chisso. Se la richiesta non verrà accolta, non escludo la possibilità di denunciare Trenitalia per danni.